Cosa aspetti? Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Cuore, batti cuore. Mi è sembrato di sentire un rumore che svela la paura. Io da sola non mi sento sicura, sicura, sicura mai. E ti giuro che stasera vorrei tornare indietro nel tempo. Alessandra, buongiorno, bentornata, a te la linea. Grazie Natalia, 2026 e torniamo con molto cuore e non poco batticuore a fare rumore insieme, cari amiche e amici di Radio Libertà. Martedì 13 gennaio, prima puntata del nuovo anno. Come state? Buon anno innanzitutto. Un anno che si apre per l'economia e la geopolitica con rumore assoluto. Ma ci sono giorni, voglio dire una cosa in anticipo di trasmissione, ci sono momenti in cui il tempo si ferma, ma il pensiero continua a correre e in apertura ora, prima di tutto c'è il pensiero che corre alla tragedia di Crans-Montana e l'abbraccio, per quanto può valere, ma per me e per noi vi assicuro vale moltissimo, abbraccio intenso e immenso va alle famiglie colpite da questa strage. Una bella notizia oggi c'è. Alberto Trentini, lo avete sentito, l'attivista veneziano, è stato rilasciato a Caracas dopo 14 mesi di prigionia insieme all'imprenditore Burlò. Ha detto così, il carcere è stato oltre Alcatraz e veniamo a noi, ai nostri conti, ma per capirne di più oggi dobbiamo andare un po' fuori Italia per poi tornare subito a casa nostra. Intorno a noi girano come una ruota impazzita le notizie economiche. La prima su tutte è questa: caccia grossa al petrolio e già più o come negli anni 70 sta ritornando come primo attore protagonista il petrolio, dominus incontrastato. In USA è terremoto invece alla Fed, dove Powell, il presidente, è sotto inchiesta. È vendetta di Trump per i tassi? Che cosa sta succedendo e dove vuole arrivare Donald Trump? Lo vediamo tra pochissimo. Iran, 16:45, non perdete questo collegamento con Leila, attivista, torna con noi, è già stata con noi in precedenza e abbiamo parlato dell'Iran e delle proteste delle donne in Iran, ma ora la protesta sta dilagando, avete sentito 12.000 manifestanti uccisi e Leila ci darà una importantissima testimonianza, vuole rimanere nell'anonimato, 16:45 con noi, vedremo. Ed ecco che la situazione geopolitica, a causa di questa situazione geopolitica esplosiva, l'Istat poco fa vede e fotografa un rallentamento, non poteva che essere così, dell'economia mondiale nel 2026 e anche l'economia italiana e sui carboni ardenti, mentre abbiamo chiuso proprio a fine anno parlando con il senatore Gianmarco Centinaio del Mercosur. Gli agricoltori sono ora in rivolta per il Mercosur, per il voto dell'Italia. E ora vediamo che cosa succede. Ma per saperne di più, per saperne molto di più e per capire davvero tutta questa situazione così esplosiva, eccoci di nuovo con il professore, il nostro economista di riferimento, il grande, il super professor Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino. Spero lei sia in linea, professore. Eccomi Alessandra, sono qui, grazie dell'invito e buon anno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Buon anno caro prof, e dall'altro capo del telefono io spero di trovare il superlativo Buddy Fox, esperto di borse e mercati. Buon anno Buddy e sono felice di ricominciare con te. Ci sei innanzitutto? Troppo gentile, sono qui, buon anno a tutti.
Buon anno, Baddi. E allora, caro professor Gualtieri, l'ho detto, l'Istat ha dato una fotografia impietosa e una previsione impietosa dell'economia nel 2026, un po' a livello, diciamo così, planetario. Anche l'Italia non va molto bene. Un piccolo commento su questo, una piccola spiegazione, e poi passiamo al tema del giorno, che è il petrolio, e vediamo perché sta crescendo questa domanda e il petrolio torna come dominus. Prego, prof. Alessandra, il problema dell'economia italiana non è un problema che può essere risolto nel breve periodo, è un problema che affonda le sue radici almeno negli ultimi 40-50 anni, e quindi non possiamo immaginare che ci sia una soluzione rapida. Pertanto il 2026 è esaurita la spinta modesta del PNRR, perché saranno esauriti tutti gli investimenti, si presenta stagnante, così come del resto lo è stato il 2025 e il 2024. Diciamo che negli anni post-Covid abbiamo avuto delle ottime performance 21-22, rallentamento nel 23 e siamo tornati alla stagnazione ventennale 24, 25, 26. Non vedo prospettive di miglioramento. D'altro canto devo dirti che questa situazione non penso che possa essere, come dire, addebitata all'attuale governo, e per la verità neanche ad un governo in senso, diciamo, generale e generico, nel senso che l'andamento dell'economia dipende fondamentalmente da tre grandi fattori. Il primo è l'andamento dell'economia internazionale, e qui ci possiamo fare veramente poco. Poi magari, se abbiamo tempo, ne parliamo dell'effetto di Trump sull'economia internazionale. Il secondo elemento che determina l'andamento dell'economia in un paese è l'andamento demografico, e qui noi siamo all'inverno demografico, e come ci dice l'Istat da tempo, facciamo sempre meno figli, la popolazione invecchia sempre di più. Il terzo elemento che determina l'andamento dell'economia è la struttura produttiva del paese, e lì da almeno 30-40 anni annaspiamo, perché continuiamo ad essere legati a un modello della piccola e media impresa, se non della mini e micro impresa, che si è rivelato un motore formidabile di sviluppo negli anni del boom economico, ma adesso è un modello assolutamente obsoleto, inadatto ai cambiamenti tecnologici e alle innovazioni tecnologiche, che sono quelle che determinano il PIL di una nazione, di un'economia evoluta come quella italiana. Chiaro, prof. E ne abbiamo parlato con lei molte volte della crisi delle mini imprese, e questi 3 punti dolenti che lei ha toccato, ora io li rimando a Baddi, ma con una domanda fondamentale. È per tutto questo, caro Baddi, che anche noi in Italia, non soltanto dagli USA, andiamo verso la caccia grossa, direi, verso il petrolio? Si sta, diciamo così, paventando una situazione che è come forse quella degli anni 70, o forse anche di più, e tutto questo è cominciato dopo la cacciata di Maduro da parte degli USA. Perché tutto questo? Mentre poi andiamo anche in casa Fed. Baddi, spiegaci la corsa all'oro nero. Allora, il punto cruciale l'hai detto proprio tu, gli anni 70 e 80, perché io per scrivere la mia rubrica ho fatto una ricerca per andare a trovare delle frasi che fossero così interessanti, riferite all'oro nero, e tutte queste frasi, io avevo scelto quella di Rifkin, che è un economista che è molto attento al tema energia. Alcune frasi addirittura sono attribuite a Henry Kissinger, sono tutte risalenti agli anni 70 e 80, quando il petrolio dominava proprio non solo la nostra economia, ma anche le nostre società, perché qualcuno le avrà viste o le avrà vissute, le famose domeniche a piedi, quando il Medio Oriente ci metteva sotto una specie di dittatura energetica. Loro chiudevano i rubinetti e noi non avevamo petrolio. La cosa curiosa è che 40 anni, 50 anni dopo siamo ancora qui a lottare per il petrolio, quando... È un ritorno al passato allora, Baddi, questo, o una proiezione verso il futuro?
ci avevano illuso che le energie alternative, la green economy, le politiche dell'Unione Europea, che tra l'altro hanno messo in difficoltà le aziende considerate inquinanti come quelle delle autovetture, ci avessero fatto superare questa dipendenza dal petrolio. Invece il petrolio è ancora qui che comanda. E dopo quello che è successo in Venezuela abbiamo sentito alcuni esperti dire: ma no, ma tanto c'è abbondanza di petrolio, quindi quello venezuelano è in più. Nonostante questo, i prezzi del petrolio non scendono. Evidentemente noi abbiamo ancora bisogno di petrolio. E perché ne abbiamo bisogno? Perché c'è la nuova economia, la rivoluzione digitale, i famosi data center e tutto quello che poi alimenta l'intelligenza artificiale, che ha bisogno di energia. E l'energia, se non la trovi da altre parti, la devi utilizzare anche con il petrolio, piaccia o non piaccia. Allora, professore, abbiamo bisogno di petrolio noi, una battuta su questo, perché ho tante cose oggi di cui parlare con voi. Guarda, Alessandra, più che bisogno di petrolio, del quale c'è certamente bisogno, abbiamo più generalmente e più profondamente bisogno di energia. Ora, che l'energia venga dal petrolio, dal gas, dall'atomica, dal fotovoltaico, dall'eolico, è una scelta che deve fare la politica, ma quello che è fondamentale e che invece manca completamente è che ci sia un piano per rendere energeticamente autosufficiente il nostro paese. Diciamo che questo credo che sia stato il più grande errore che abbiamo commesso nel nostro PNRR, di cui abbiamo già parlato più volte, cioè avevamo la possibilità di indicare pochi, grandissimi, giganteschi obiettivi e invece abbiamo fatto un'infinità di rotatorie. Il principale di questi obiettivi è rendere l'Italia autosufficiente da un punto di vista energetico. Decida la politica come, con quale mix di risorse si può fare questo, cioè quanto di atomico, quanto di nucleare, quanto di petrolio, quanto di gas, eccetera, eccetera, quanto di rinnovabile, ma lo faccia, decida e lo faccia. Ho sotto mano un dato molto interessante. Sentiamolo velocemente, sentiamolo. Sì, rapidamente, da un attento studio dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica, ha verificato che nel 2024 una piccola e media impresa italiana pagava l'energia elettrica al netto dell'IVA il 10% in più della media dell'Eurozona. Attenzione che questo 10% in più è una media, perché noi nei confronti di alcuni concorrenti nostri diretti avevamo un gap molto importante. Le piccole imprese pagano il 22% in più della Francia l'energia e il 57% in più rispetto alla Spagna. Quindi questo è un tema cruciale per il nostro paese, che viene completamente disatteso. Ora, quindi, in sintesi, che sia petrolio, che sia gas, che sia nucleare, che sia rinnovabile, scelga la politica, ma scelga e faccia qualche cosa. Francamente, scelga e faccia in fretta, vero prof? Sì, faccia presto. Scelga e faccia in fretta, perché come sono diventati dopo gli anni 70 autosufficienti, ad esempio gli Stati Uniti, che negli anni 70 hanno avuto anche loro lo shock petrolifero come noi, però da allora si sono mossi e in questo momento loro hanno un surplus di produzione petrolifera, correggimi se sbaglio, Buddy, ed esportano il loro petrolio ed esportano il loro gas. Noi invece dagli anni 70 siamo rimasti sempre completamente fermi. Devo dire che per ben 2 volte gli italiani hanno votato no al nucleare, è stato un errore drammatico. Poi abbiamo le centrali nucleari a 100 km da Milano, ma questo sembra che non interessi a nessuno. E quindi ci troviamo nella stessa drammatica condizione di dipendenza dall'estero, di fragilità strutturale profonda per questo tema dell'energia. Quindi veramente abbiamo perso quasi mezzo secolo rimanendo immobili, e adesso con questa accelerazione di cui faceva accenno Buddy, delle nuove tecnologie, della necessità di nuova e che sarà sempre maggiore energia, il tema si ripropone in tutta la sua gravità. Piccole e medie industrie che non solo sono inadatte
a competere sulle grandi tecnologie, ma si trovano a pagare l'energia il 57% in più rispetto alla Spagna. Piccole e medie industrie che pagano il prezzo più caro. E do anche un altro dato: diesel che è più caro della benzina, l'abbiamo visto proprio pochi giorni fa, e ci sono le proteste che stanno montando per questo, per il fatto che il diesel è molto più caro, da parte del mondo agricolo che sta protestando, l'ho detto in anticipo di puntata, per il Mercosur. Buddy Fox, ti va di correggere, te la senti di correggere il prof su questo o sei allineato? E poi l'ho appena detto, andiamo un po' fuori casa nostra per ritornare in casa nostra, perché il suo movimento geopolitico determina la ricaduta proprio qui da noi. Perché subito voglio sapere poi, dopo questo commento, che cosa sta succedendo in casa Fed e dove vuole arrivare Donald Trump. Prego, Buddy. Allora, la prima rispondo velocemente, nel senso che non mi permetto, e nel caso anche non c'è niente da correggere nel professore, perché ha detto delle cose precisissime, perfette. Aggiungo il fatto che proprio, come ha detto il professore, gli Stati Uniti hanno raggiunto, con il periodo Bush Junior, quindi 2004-2008, 2008-2012 con Obama una cosa giusta l'ha fatta, hanno raggiunto l'indipendenza energetica. E quando si dice oggi, apro questa parentesi, se salgono i prezzi del petrolio, sale l'inflazione negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ci guadagnano perché oggi esportano petrolio, quindi non è proprio un male se il petrolio sale per gli Stati Uniti, è un problema per noi, ovviamente, come ha detto il professore prima. Per noi, ecco, Sì. è un problema per noi. E qui viene la situazione italiana nel grande scacchiere internazionale, però il discorso sarebbe lungo e faccio una sintesi, di questa guerra, che non è solo, fortunatamente, a colpi di armi da fuoco tra Cina e Stati Uniti, in cui l'Italia deve decidere conquistare, perché l'Europa, ahimè, non tocca palla in nessuno dei settori sensibili del futuro, non la tocca nell'energia. E ora ci arriviamo, Buddy. Prima però voglio capire che cosa sta succedendo in casa Fed, poi parliamo di Europa e vediamo che cosa l'Europa dovrebbe fare che non fa. Prego, sul fatto della Fed, che oggi tutti i giornali titolano su questo attacco di Trump contro Powell, non è una novità, e questo Powell che è sotto inchiesta poi per un'inezia, mi pare di capire. Facci capire meglio tu, perché l'importante è sempre capire, no? Bravissima. Allora dico una cosa così scherzosa, così anche per drammatizzare la situazione. Io fin dalla prima epoca Trump siccome sono un appassionato di wrestling, avevo paragonato Trump a un wrestler. Poi successivamente Trump, nella sua seconda campagna elettorale, ha portato proprio Hulk Hogan nella campagna. Perché l'avevo paragonato a un wrestler? Perché minacciava... Sì. Prof, l'abbiamo intrasentita, com'è? No, poi però Hulk Hogan è morto, quindi non ha portato molto bene. No, okay. È vero, però i wrestler aggiungono la giustificazione, purtroppo muoiono in età. Hulk Hogan era arrivato anche a un'età abbastanza avanti, insomma. Comunque sembra immortale invece, no? Sì, no. Allora, per dire che perché questo paragone? Perché sappiamo tutti che nel wrestling è grandi muscoli, grandi minacce, però c'è tutto un copione ed è tutto un po' finto. E quindi Trump nel primo mandato faceva grandissime minacce, poi cosa succedeva? Succedeva ben poco. Adesso sta un po' cambiando la situazione, perché fa sempre grandi minacce, però qualcosa mette in pratica. Allora lui sulla Fed ha detto che non ha, in questa causa che è stata intentata Powell, lui non ha fatto nulla, però ci ricordiamo bene di quali sono stati gli insulti di Trump nei confronti di Powell, che tra l'altro Powell era stato nominato da Trump. Ricordiamoci questo. Lo ricordiamo benissimo, l'abbiamo parlato qui con te, quindi sì. Ecco, l'aspetto interessante in prospettiva futura sono essenzialmente due dal mio punto di vista. Il primo, cioè che tante volte abbiamo detto che la politica nell'economia e nei mercati finanziari non conta nulla, ecco, potrebbe accadere che la politica ritorni a essere protagonista nell'economia e nei mercati finanziari. In che modo? Cioè, se Trump ha messo un cavallo di Troia all'interno della Fed, che è stato uno dei suoi consiglieri all'interno del consiglio della Fed, quindi
a essere influente nelle decisioni o essere una spina nel fianco e quindi diventare fastidioso nelle decisioni di una banca centrale che dovrebbe essere indipendente dalla politica e da tutto. E il secondo aspetto, nel caso che riesca a mettere le mani Trump sulla Fed, una cosa che mi pare abbiamo accennato qui tempo fa, cioè usando uno slogan, tra l'altro adesso il Venezuela è diventato di cronaca, di attualità, la Merizuela degli Stati Uniti d'America, cioè la tendenza all'America a utilizzare politiche economiche che erano proprie dell'America del Sud, l'America Latina, che creava tante crisi, cioè indebitarsi, alta inflazione, svalutazione della propria moneta per fare poi esportazione e per fare crescita. Però, come insegna sempre il professore, non è una crescita positiva questa. Quindi i rischi sono questi. Poi la Fed, Trump, che non è stupido, lo sta facendo in un momento in cui le banche centrali, e ne abbiamo parlato negli anni passati, quando non avevano visto l'inflazione, quando alzavano i tassi in ritardo, non è che godono di grandissima simpatia, quindi a livello popolare ha anche un po' gioco facile. Nulla a livello popolare, no? E Trump sta puntando, vuole la banca centrale con questa mossa? C'è questo dietro? Ma da un certo punto di vista potrebbe essere anche una mossa di distrazione, visto tutti i problemi che ha Trump. Lo capiremo. Oggi c'è stata una dichiarazione di Jamie Dimon, perché JP Morgan ha pubblicato la trimestrale, e Jamie Dimon ha cambiato un po' idea sull'economia americana, perché per trimestri ha detto rischiamo la recessione, e nonostante i dazi l'America e il mondo non è andato in recessione. Ma al di là di questo, nella sua dichiarazione di oggi ha detto che non sempre è stato d'accordo con le decisioni della Fed, di Powell. Quindi abbiamo un lato finanziario che magari non è dalla parte di Trump, però non è neanche dalla parte di Powell. Io credo che la risposta a Trump verrà data dai mercati finanziari. Ieri, su questo messa in stato d'accusa di Powell, i mercati sono scesi leggermente, poi hanno recuperato tutto. Nel caso l'invadenza di Trump diventasse fastidiosa o pericolosa, vedremo una reazione sui mercati e sicuramente Trump farà marcia indietro. Ecco, e per tornare al petrolio, e rimbalzo questa osservazione ad entrambi, dopo la destituzione di Maduro c'è stata la consegna, per dare valore ancora di più a quel che tu dicevi, Baddi, di 30-50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Parlo del Venezuela, per rilanciare l'economia. Protagonista di tutto questo è stata la Rodriguez, che ha questo ruolo, diciamo, molto di apertura, ha un ruolo un po' da Giano Bifronte in questo momento, ma molto dialogante agli esteri e molto di apertura con gli Stati Uniti, ma anche, ora poi lo vediamo in geopolitica, con la nostra Italia. Questo è stato il risultato, e come dice il prof, noi invece, diciamo, chi ne beneficia innanzitutto sono gli Stati Uniti, ma l'Italia potrebbe beneficiare di tutto questo, professore? Oggi c'è stata anche, lo dicevo in apertura, la liberazione di Trentini, no? Ci sono tanti messaggi, diciamo, verso anche la nostra Italia. Scusa Alessandra, non ho afferrato bene qual è il senso della domanda, ma me la potresti ripetere? Il senso della domanda è molto semplice. In tutto questo momento in cui c'è la caccia grossa al petrolio, perché abbiamo cominciato così e questo mi pare essere un tema importantissimo. Sì. Lei ha parlato, ha rispolverato un po' gli anni 70, ma noi, dicevo, dopo la distruzione di Maduro ci sono stati 30-50 milioni di barili di petrolio agli USA, agli Stati Uniti, il Venezuela li ha consegnati. Rodriguez, che è il vicepresidente che ora tiene un po' le redini della situazione, ha fatto tutto questo, ha consegnato in cambio di un alleggerimento di sanzioni da parte degli Stati Uniti. C'è stata anche, dicevo, la liberazione, no, di Trentini oggi, e sembra esserci un'apertura verso anche il nostro paese. In questo momento in cui sale la domanda di petrolio, in cui sale l'importanza del petrolio, noi potremmo beneficiare di tutto questo, dico noi Italia. Guarda, noi siamo come un vaso di terracotta in mezzo ai vasi di ferro, nel senso che la nostra partecipazione al mercato del petrolio, che è un mercato globale per definizione, è francamente insignificante. Il nostro potere contrattuale, quindi venendo alla tua domanda, è praticamente molto molto limitato. Quindi io credo che
dire, i benefici sul mercato del petrolio, per noi non ce ne saranno molti. Non vedo, diciamo, un collegamento diretto tra questa situazione nuova del Venezuela e quello che potrebbe venirci come tornaconto in termini petroliferi. Ovviamente siamo tutti contenti della liberazione di questi italiani e della liberazione di tutti i detenuti per motivi politici che erano nelle carceri venezuelane. Non ho sentito nessuno ringraziare Trump. Adesso, cioè, voglio dire, tutti sì, ringraziamo questo, quest'altro, però non ho sentito francamente un ringraziamento a Trump. Non che io sia totalmente d'accordo con quello che ha fatto Trump, però se questi detenuti sono usciti si deve solo ed esclusivamente all'azione decisa da Trump, che io per il resto, per molte cose, detesto in maniera viscerale, però di questo gliene va dato atto. Petrolio purtroppo non penso che per noi ci verrà, cioè noi dobbiamo, ripeto, il nostro obiettivo è essere autosufficienti dal punto di vista energetico. Vogliamo fare il nucleare, vogliamo fare l'eolico, il fotovoltaico, il gas, quello che volete, ma dobbiamo essere autosufficienti dal punto di vista energetico, e così da non restare vittime delle turbolenze dei mercati, perché purtroppo queste fonti energetiche vengono sempre da paesi molto molto instabili. 16:28, abbiamo 2 minuti, poco meno, poco più, per chiudere. E allora, Badi, dicevi tu prima, l'Europa non tocca palla, non è una novità, no? Su energia, neanche sull'Iran, adesso c'è Ursula von der Leyen che ha detto, insomma, diamo delle sanzioni, ma non è che è un problema di sanzioni, qui si parla di 12.000 morti, quindi insomma siamo veramente molto ben oltre. L'Europa non tocca palla su quasi nessun tema dirimente. C'è il punto della Groenlandia, Badi, mi sta venendo in mente ora, no? La Groenlandia, Trump vuole comprare la Groenlandia, idea malsana, idea bizzarra, lo farà, non lo farà, non si sa, prova muscolare, ma c'è un'importanza strategica di questo territorio artico, perché i grandi giacimenti di terre rare sono lì. Allora l'Europa si potrebbe occupare di questo? Che dici, Badi, e che dice professore? Vi chiedo velocità, 1 minuto. Per quello che ha detto prima il professore, cioè che noi abbiamo pochissima importanza, c'è da dire una cosa oggettiva, che la Meloni in campo internazionale sta facendo dei miracoli, perché sta ottenendo grandi risultati. Abbiamo l'ENI in una piccola parte in Venezuela, do questa anticipazione, prossima settimana dovrebbe esserci il congresso a Davos, questo appuntamento internazionale che avviene ogni anno a gennaio, e potrebbe esserci un incontro Meloni e Trump, potrebbe nascere qualcosa. Per la Groenlandia è territorio europeo, perché è della Danimarca, non tocchiamo palla in nessun contesto di quei settori del futuro, teniamoci la Groenlandia, perché lì c'è un tesoro, quindi che si può utilizzare almeno per qualcosa. L'Europa per questo, perché se Trump vuole, poi si sa com'è Trump. Professore, la potrebbe alzare la voce dell'Europa? No, siamo fuori, sono le 16:30, quindi le chiedo super velocità. Sì, no, e perché, come? Sì, ma deve fare un salto di qualità, fondamentalmente penso mandando via la Slovacchia e l'Ungheria dall'Unione Europea, perché non condividono i valori fondanti del nostro continente, delle nostre democrazie, e quindi devono semplicemente uscire dall'Unione Europea e ritornare nell'orbita del despota russo, perché è quello che si meritano. Badi, sei d'accordo? Sì, no? Chiudiamo, sono le 16:31, prima che ci mandino via. Sono d'accordo sul fatto che l'Europa deve trovare un'unione, altrimenti siamo spacciati. E allora, 16:31, è stato bellissimo parlare con voi, il tempo vola quando si parla di economia e di cose che ci interessano preminenti, e vi aspetto, vi do appuntamento a prestissimo. Grazie Badi Fox. Grazie a voi. Grazie professor Gualtieri. Grazie e auguri di buon anno ancora a tutti. Auguri di buon anno, a presto, e passiamo al rumore, breve pausa pubblicitaria. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Vivere con te, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Viva, 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 viva. Alessandra, di nuovo a te la linea. Grazie, allora sì, a chiara voce, ad alta voce, viva la libertà, quella libertà che va disperatamente cercando il popolo iraniano con una protesta che dilaga a macchia di leopardo. Ma tantissime, troppe sono le vittime, ora vediamo. So che è collegato, siamo in Rumore e con noi oggi torna con molto piacere il professor Francesco Maria Petricone, sociologo dei fenomeni politici e giuridici, che ci aiuterà a capire ancora meglio ciò che sta accadendo. Ben ritrovato, professore. Ben trovati, buon pomeriggio e buon anno. Ancora si fa il Come tempo. sta? Buon anno, Bene. un anno Intenso, un anno che un anno comincia iniziato intensamente. un anno che comincia in maniera molto rumorosa, forse anche troppo. La notizia di oggi, la buona notizia, Alberto Trentini, l'ho detto in apertura, l'attivista veneziano, è stato rilasciato a Caracas, 14 mesi di prigionia insieme all'imprenditore Burlò è stato rilasciato e ha detto così: il carcere è stato oltre Alcatraz, insomma un'affermazione molto forte. Il ministro degli esteri Tajani, il professor Petricone, ha detto: siamo ovviamente felicissimi ed è importante che siano cambiate le relazioni tra Venezuela ed Italia, perché la decisione della presidente Rodriguez, sappiamo è la vicepresidente che ora sta sostituendo a piena regola Maduro, destituito dagli USA, e detto Tajani, la decisione della presidente Rodriguez è quella di liberare questi cittadini, è davvero un segnale molto forte che va nella direzione di un cambio di passo. Ecco, voglio chiedere a lei, e c'è questo ruolo della vicepresidente, no? Rodriguez, la vicepresidente ad interim, che è sempre più dialogante all'estero e che lancia anche messaggi di apertura all'Italia. Poco fa con il professor Gualtieri, l'economista, stavamo proprio commentando questo. Petrolio e prigionieri, no? Sembra, diciamo così, viaggiare su questi due fronti. C'è stata la consegna 30-50 milioni di barili da parte del Venezuela di petrolio agli Stati Uniti in cambio di un alleggerimento delle sanzioni per rilanciare la loro economia. E poi c'è tutta la questione del petrolio, stiamo vedendo cosa sta dicendo su questo tema Donald Trump. E allora vorrei un commento da lei su questo aspetto per poi passare subito all'Iran. Beh sì, diciamo che la fase che si è dimostrata efficace in questo momento è legata alla decisione di Trump di intervenire in maniera così importante, così significativa. La Rodriguez è vero, è disponibile, ha dimostrato la propria apertura, ma potremmo dire che in qualche modo sta eseguendo l'accordo, se vogliamo usare questo termine, che ha dovuto siglare con Trump. Se Maduro non fosse stato prelevato in 3 minuti dalle forze speciali americane, trasferito in una manciata di altre decine di minuti attraverso i Caraibi, la costa
sud orientale degli Stati Uniti e poi a New York, probabilmente non staremo qui a commentare questa situazione. Già a ottobre c'era stata una iniziale apertura, Maduro aveva chiesto al governo italiano, da quello che è uscito in questi minuti sui notiziari, una disponibilità a smarcarsi un po' da Trump. In quel momento non c'erano le condizioni e quindi i 2 ostaggi non furono liberati. Però diciamo la Rodriguez sta salvaguardando soprattutto se stessa. Parliamo spesso di Cabello, che è il ministro dell'interno, capo dell'intelligence, e che in realtà è uno dei perseguitati, comunque ricercati dal governo americano, insieme appunto a Maduro, a sua moglie Silvia, a Nicolásito, al figlio, e poi a Guerrero Flores, che è questo narcotrafficante. Ecco, sicuramente la Rodriguez ora si dimostra dialogante, però non dimentichiamo che i primi che ha salutato all'indomani di questo giuramento del suo termine provvisorio di presidenza, perché potrà governare per Costituzione da 30 a 60 giorni, sono stati l'ambasciatore russo, l'ambasciatore cinese e, guarda caso, l'ambasciatore iraniano. Quindi la Rodriguez, come dire, si dimostra di essere in questo momento il punto di riferimento degli Stati Uniti, perché garantisce loro quello che Trump ha chiesto, cioè stabilità, liberazione degli ostaggi e soprattutto e petrolio. la possibilità di fare il petrolio, esatto. E il petrolio. E allora, professore, andiamo in Iran. La notizia del giorno è che ci sono 12.000 manifestanti uccisi, una repressione durissima che sta seguendo a questa rivoluzione. Ormai è una rivoluzione che è partita dalle donne, ma che si estende, come diceva a macchia di leopardo, perché qui si tratta di tutte le città dell'Iran, non solo Teheran. Qui dai basaristi alle nuove generazioni ci sono tutte le città che protestano, e quindi sta assumendo una portata mai vista prima, una rivoluzione, si dice, trasversale, e lo è. Ora Trump dice poco fa: non escludo raid dagli USA, poi ci sono i dazi al 25%, manda così, come per dire così, i dazi al 25% per chi commercia per Teheran, quindi una sorta di punizione, una punizione. Da una parte c'è il discendente, no? Reza Pahlavi, che è pronto e dice: io sono qui, non si sa dov'è, in anonimato, in incognito, pare negli USA. Il principe dice: io voglio tornare a un piano per il paese, lo riporta stamane il Corriere. E dall'altra parte oggi su Repubblica c'è un'intervista al generale David Petraeus, che è ex generale statunitense, è stato capo delle truppe USA in Afghanistan e in Iraq, che dice: ma attenzione perché il regime è saldo e potrebbe anche sopravvivere ad un attacco americano. Ora ovviamente la paura e il terrore è molto, perché qui si parla di 12.000 vittime. Ecco, come la vede lei? Ma guardi, mi veniva in mente questa espressione: non iniziare mai un'altra guerra se non hai vinto e concluso quella precedente. Trump ha assicurato in questo momento sanzioni, come appunto ricordava, al 25% con chiunque continuerà a fare affari con l'Iran, e quindi evidentemente ci aspettiamo che le applichi a Cina e Russia. Soprattutto la Russia, paese aggressore dell'Ucraina, si è avvantaggiato dei droni iraniani e sta massacrando l'Ucraina. Mi sembra difficile in questo momento che l'erede dello Shah, che vive dall'età di 18 anni negli Stati Uniti, possa rappresentare l'alternativa. Come mi sembra altrettanto difficile che questa repressione sanguinaria e sanguinosa, che, come ha ricordato, sta facendo 12.000 vittime, soprattutto tra i minori di 30 anni, perché coloro che sono scesi in piazza, inizialmente la rivolta è iniziata per motivi economici, sono oggi i giovani che sentono più forte di tutte l'oppressione di questo Stato confessionale che non lascia loro alcun tipo di libertà. La mia opinione è che in questo momento sia molto difficile che appunto qualcuno definisce rivoluzione possa deflagrare e portare un cambiamento di regime, ma soprattutto per una questione
che può sembrare cinica ma che è semplicemente politica. La caduta del regime iraniano in questo momento può essere auspicata soltanto da una parte dei contendenti, che sono in parte l'Occidente. Abbiamo visto anche l'Unione Europea ha minacciato sanzioni, ma i tempi dell'Unione Europea sono molto lenti. Sono davvero lentissimi, lo dicevamo prima, le sanzioni dell'Unione Europea che cosa possono essere di fronte a 12.000 morti? Cioè siamo veramente a livelli di parole, no professore? Deve agire all'unanimità, 27 Paesi membri, sappiamo che ci sono divisioni. In questo momento, per evitare questo eccidio, occorrerebbe veramente intervenire, come è stato fatto a giugno, con un'incursione militare per ristabilire questa situazione di cambiamento. Ripeto, la reazione del regime è sempre più efferata, maggiori sono le persone che partecipano alla rivoluzione. Quindi a questo punto dei quasi 100 milioni di abitanti sappiamo che il 10% è dovuto scappare dall'Iran, quindi ci sono 10 milioni di iraniani in giro per il mondo. Se si vuole porre fine a questo regime, bisogna che l'intervento sia un intervento effettivamente concentrato dall'esterno. Io personalmente non credo che le forze interne siano in grado, quindi i civili, i commercianti che sono scesi in piazza per l'inflazione troppo alta, le donne, i giovani, non credo che siano in grado di sovvertire il regime, che controlla, al contrario di quello che è successo in Venezuela, tutti i gangli del potere di quello Stato. Ecco, mentre si dice che Teheran stia anche aprendo il canale con gli USA, un canale segreto, no? Dice pronti alla guerra ma trattiamo, questo è forse sintomo di paura, no? Di incertezza. C'è qui una notizia battuta dal Washington Post, lo sto vedendo ora, dice Trump sta valutando un possibile attacco, chiaramente Khamenei risponde chi manifesta rischia la pena di morte, quindi c'è una valutazione, non è solo apparenza, di un possibile attacco, quindi lei pensa che l'alzare il livello dello scontro da parte di Trump sia un bene in questo momento per far sì che il popolo si liberi? Allora, l'aspettativa delle persone che stanno manifestando, che si stanno battendo per la propria libertà è che Trump intervenga. Lui aveva assicurato che se ci fossero state delle repressioni, delle uccisioni, come ci sono in questo momento, lo avrebbe fatto. Non far seguire questa reazione a quella promessa porterebbe sicuramente un difetto di credibilità nella posizione di Trump, e non credo che la trattativa che potrebbe intavolarsi con l'Iran potrebbe sostituire questa soluzione. Di che trattativa parliamo? Cioè qual è la alternativa a poter evitare che le persone muoiano, che ci sia più libertà, che ci sia una garanzia costituzionale dei diritti fondamentali civili con rinuncia al nucleare? Non credo che il governo iraniano sia disposto a mettere sul piatto maggiori diritti e libertà civili con la rinuncia al nucleare. Mi sembra improponibile. Mi sfugge in questo momento su quale base sia la trattativa, se non la vogliamo spostare su un altro piano, quello economico, che però non riguarda queste vittime civili e purtroppo innocenti. Ecco, professore, so che lei è stato per un lungo periodo negli USA, che percezione c'è lì? Che cosa ha potuto lei comprendere ancora meglio? Una battuta finale su questo e poi devo lasciarla perché abbiamo una testimonianza tra poco di una giovane donna iraniana. In questo momento gli Stati Uniti sono nella pancia del paese, io sono stato nel Midwest, molto poco interessati alle dinamiche internazionali. Storicamente, ontologicamente sono rivolti alle attenzioni alle politiche nazionali. Sono veramente poco propensi a interrogarsi sull'Ucraina, sull'Iran. Si preoccupano, come diciamo sempre, piuttosto del prezzo di bacon, uova e cereali, che per loro sono come parmigiano, pomodoro e spaghetti per noi, e obiettivamente aspettano da Trump che risolva loro i problemi domestici, quindi non si curano se lui vinca o meno
il premio Nobel, ma che ovviamente non ci sia delinquenza, non ci sia più droga e che ci siano più soldi nelle loro tasche. E quindi gli americani, non è una vulgata, lei mi sta, diciamo così, certificando questo, vogliono star bene a casa loro e si aspettano da Trump misure per l'America, no? Ma tollerano il fatto che ci siano contenti questi, se diciamo il prezzo così, del gallone fuori. del gasolio, della gasolina diminuisce di fatto, è diminuito in queste ultime settimane, e guardano come spettatori purtroppo questa situazione, anche la situazione che si è creata in Venezuela. Loro sono abituati già dai tempi, se ci ricordiamo, dell'operazione Condor negli anni 70 in Sud America, senza ricitare la pluricitata dottrina Monroe, che risale prima dell'Ottocento, che adesso viene ribattezzata con Don Roe, cioè Donald Monroe, Donald Trump, per cui sanno che gli Stati Uniti, per interessi economici e poi di facciata per esportare la libertà e la democrazia, intervengono e sono intervenuti in tanti scenari internazionali. Ma ciò che preme loro fondamentalmente è star bene a casa loro. E allora io la ringrazio, la saluto, sempre prezioso il professor Petricone, e l'aspetto qui presto. Credo che ne avremo delle belle per quest'anno, professore, che dice? Da commentare insieme. Siamo pronti. Speriamo che finisca bene quest'anno. Bene, male direi, ma bene, perché cerchiamo di capire meglio in questo senso. Grazie e a presto. Benissimo, grazie a voi, buon anno ancora. Buon anno. E allora breve, diciamo così, stacco musicale. Viva la libertà di Jovanotti, mentre la nostra Natalia chiamerà la nostra ospite telefonicamente. Viva, viva! Parola magica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile, e non si ferma mai, non si riposa mai, ha 1000 rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà, ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà, 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 viva la libertà. Viva, 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 viva. Io ti difenderò, madre dolcissima. Muovati la linea, Alessandra. Grazie, allora viva la libertà, splendido pezzo di Jovanotti, ed è un piacere ritrovare in linea telefonica Leila. È già stata con noi tempo fa e ha parlato qui ai nostri microfoni. Ben trovata Leila, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà, che è il grido, lo slogan, che dalle montagne del Kurdistan alle piazze di Teheran ha unito la lotta delle donne iraniane contro l'oppressione. Buon pomeriggio Leila. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio carissima, non diciamo il tuo cognome, tu vuoi rimanere così, un nome soltanto, ed è giusto perché c'è tanta paura, c'è tanto terrore in questo momento. Sono 12.000 i manifestanti uccisi in Iran, un dato che ci fa rabbrividire. Ma questa rivoluzione, Leila, che parte dalle donne, perché sono sempre le donne il motore, e è diventata ormai celebre, diciamo così, l'immagine della ragazza che dà fuoco, incendia con una sigaretta l'immagine e l'effigie di Khamenei. E però dai bazaristi, lo dicevo prima, le nuove generazioni, le proteste stanno dilagando in Iran, dilagando, e questa, che è una rivoluzione, sta assumendo una portata inaspettata, mai vista prima. Che cosa ci dici tu su questo? Che notizie hai, se hai notizie, perché sappiamo che tutti i collegamenti sono chiusi, come ti senti in questo momento, e se sei riuscita a sentire anche qualcuno dei tuoi lì, perché tu, lo ricordiamo, vivi in Italia da tanto, dove hai potuto realizzarti, ma sei sempre in contatto, sei un attivista di questo importante movimento Donna, Vita, Libertà, che ha cominciato a scardinare da molto tempo tutto, da cui tutto si è originato. Prego Leila. Sì, Alessandra, innanzitutto volevo ringraziarti per avermi dato l'opportunità di essere la voce di tutte le donne e gli uomini coraggiosi che stanno lottando per la libertà. Sempre lo farò, sempre Leila. Vai pure, Grazie. Dici tutto. Sì, come hai detto tu, stiamo attraversando i momenti veramente difficili.
tra sgomento, dolore, rabbia, delusione, anche speranza. Proprio in questo momento sono passate più di 116 ore di blackout totale di qualsiasi tipo di comunicazione tra l'Iran e l'estero. Il regime brutale ha staccato tutte le linee telefoniche e mobili, oltre alla rete internet. Poche notizie ci arrivano tramite Starlink, che purtroppo abbiamo sentito che da oggi il regime ha cominciato ad andare porta a porta a prendere a trovare tutte antenne satellitari delle Starlink. Ecco. Quindi vogliono togliere anche questa poca comunicazione che c'è. Molti di noi per il quinto giorno consecutivo non abbiamo sentito notizie dalle proprie famiglie, dai propri cari. E mentre arrivano notizie orribili, continuiamo a sperare che tutti i nostri cari siano vivi e sani. Quando hai sentito i tuoi, l'ultima volta tu, Leila, quando hai potuto sentirli, i tuoi cari che sono lì? Io giovedì scorso, l'ultima volta, ho sentito, ma non direttamente, da un amico che aveva sentito loro, che poi mi aveva scritto. L'ultima notizia che ce l'ho è giovedì scorso. Sì. Leila, dimmi, prego. No, volevo dire sulle foto delle ragazze che hai detto, che accendono sigarette sulla foto di dittatore di Teheran, che questo è diventato, ormai è diventato un atto simbolico che rappresenta il crollo del timore reverenziale verso il dittatore. Un dittatore che fino a poco fa, anche fino ad oggi, una piccola critica nei suoi confronti può comportare gravi conseguenze. Ma oggi la sua falsa autorità è crollata. E protagonisti sono le giovani donne che vogliono riprendersi la loro autonomia. Sì, un cambiamento che comincia come sempre dalle donne, che sono il motore della rivoluzione del cambiamento. Certo. E voglio ricordare con te, va ricordato che il primo nome, il volto ad essere sacrificato è stato quello di una giovane donna, si chiama Rubina, correggimi tu la pronuncia, Aminian, non so bene, studentessa Rubina di Aminian, moda, studentessa di moda allo Shariati College di Teheran, studentessa di moda, è stata assassinata brutalmente. Un'altra vittima, un'altra giovane donna, è stata la prima ad essere assassinata. In queste le ultime proteste che abbiamo ci sono state anche tante prima, perché come sai tu è da anni che queste proteste stanno andando avanti, ma ultimamente quelle delle ultime 17 giorni che stanno andando sono veramente seri e merita che la chiamiamo una rivolta più che una protesta. Ecco, una rivolta, che si estende, perché si sta estendendo, non è più solo delle donne, ma di tutto il popolo, lo ricordiamo, si sta estendendo a macchia di leopardo. Le donne intanto dicono: se ci fermiamo ora il regime peggiorerà, non possiamo più fermarci. Però ecco, io voglio dirti anche una cosa. Tu nei giorni scorsi ho visto, hai fatto un appello, no? L'hai scritto sul tuo stato, così come avete fatto per Gaza, così come avete fatto per le altre situazioni drammatiche, fatelo anche per l'Iran, per le donne iraniane e per tutto l'Iran. Io devo dirti, sono molto delusa un po' in generale dalle donne, anche da quelle femministe che tanto si muovono. Non ho viste molte, quasi nessuna, soltanto adesso qualcuna poco fa ha parlato e stanno organizzando delle manifestazioni, ma in extremis, non si sono assolutamente sbracciate più di tanto. Che cosa, anche in Europa, non soltanto in Italia, c'è quasi una paura, non so se sia islamofobia, tu non so che cosa ne pensi, però né le femministe della flottiglia né quelle diciamo che si sono così sbracciate, tutti lo abbiamo fatto, ci tengo a dirlo io per prima, per Gaza sempre, sono state così poi dinamiche, così operative, però c'è
chi c'è sempre stato e chi c'è, e ricevo, e ci tengo a dirlo qui, dal Partito Radicale, da Irene Testa, che è stata sempre qui con noi. Mi senti, Leila? Sento delle interferenze. Sì. Ecco, nostra ospite spessissimo, Irene è un'amica, è una collega, e sabato 17 gennaio ore 10 a Piazzale Ostiense a Roma c'è Per un Iran laico e democratico e manifestazione del Partito Radicale. Questa è una manifestazione del Partito Radicale, non di altri partiti, lo dico perché voglia esserci e partecipare. Scusami, sul luogo mi sa che è Piazza Repubblica, però io leggo qui Piazza Ostiense, ma correggimi tu, può darsi che sia cambiato. Io ho visto Piazza Repubblica, però lo ridiremo allora, Piazza della Repubblica 17 gennaio. Ecco, vorrei sapere cosa pensi di questo, vorrei un tuo parere su questo, un tuo commento. Cosa dici tu su questo, Leila? Sì, io veramente sono rimasta a bocca aperta da questo silenzio incredibile che vedo da parte dei attivisti e femministi, attivisti dei diritti umani. Si dice che il regime oppressivo islamico chiede anche migliaia di euro dalle famiglie per restituire i corpi dei loro cari. Fino ad oggi non abbiamo le statistiche, quelle ufficiali, però quelli non ufficiali siamo arrivati a 12.000 morti. Stiamo parlando di 12.000 vite spezzate, tra cui molti sono minori. Sì. E per me è veramente strano questo silenzio, non solo in Italia, in tutta Europa, dai tutti gli attivisti. Noi abbiamo sentito che il regime controlla tutti gli ospedali, arresta sia i feriti sia le loro famiglie. Secondo il diritto nazionale, attaccare gli ospedali è considerato un crimine di guerra. Ma come si chiama quando gli ospedali vengono attaccati dal proprio Stato? E ancora sono tutti, nessuno ha alzato la voce su questo. Ma la mia domanda è, voglio parlare con gruppi attivisti femministi e tutti quelli dei diritti umani, dove siete? Perché non alzate la voce per i disastri che stanno andando in Iran? I diritti umani non sono selettivi, oppure non lo so, sono selettivi oppure li meritiamo tutti? Perché non vediamo nessun atto serio in merito? Sì, abbiamo sentito, alcuni hanno condannato quello che sta andando in Iran, però condannare non è cosa che ci serve a noi. Serve molto, certo. Esatto, alle donne e agli uomini coraggiosi che sono là e stanno morendo. Queste 12.000 vittime, però mi senti? Ti sento benissimo, sono le 17, devo chiudere proprio un secondo, chiudiamo, ma è molto chiaro il tuo appello e molto chiara la tua protesta. Prego. Grazie. Prego, vuoi dire un'ultima cosa e chiudiamo? Volevo dire che non basta condannare, abbiamo bisogno di atti veri e seri, anche da parte di politici italiani. Lo so, onorevole Ministro degli Affari Esteri, signor Tajani, ha condannato repressione del regime, ma niente convocazione dell'ambasciatore della Repubblica Islamica. E a questo punto noi abbiamo bisogno di molto di più di condannare. Basta, volevo dire solo questo. Serve molto di più. Leila, io ho terminato il mio spazio a disposizione, ti prego di rimanere attiva con noi e con me e ti richiamerò senz'altro presto perché credo che dovremmo commentare, dovremmo parlare ancora molto di questo. Certo. Ti abbraccio, ti saluto e a prestissimo. Forza, coraggio. Grazie mille, grazie. A presto.
Saluto tutte voi e tutti voi e vi aspetto martedì prossimo, un anno che comincia davvero con molto molto rumore. Siamo uniti, siamo insieme, ne parleremo ogni martedì. A presto, ciao! Avete ascoltato Pop Economia.